I responsabili regionali delle associazioni Alleanza Cattolica, Centro Studi Rosario Livatino, Ditelo sui tetti, Pubblica Agenda Sussidiaria e Condivisa, Federvita Sicilia, Fondazione Siloe, Forum delle associazioni familiari, l'Istituto per la Famiglia Outside, Milizia dell'Immacolata di Sicilia, Società Domani, Unione Giuristi Cattolici Italiani, attraverso un documento affermano come sia da condannare fermamente il testo di legge in fase di approvazione presso l'Assemblea regionale siciliana nella parte che prevede la realizzazione di aree ospedaliere dedicate alla pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza e l'assunzione di personale medico dichiaratamente non obiettore di coscienza. Tale norma risulta inaccettabile per i seguenti motivi: innanzitutto imponendo una discriminazione nei confronti del personale sanitario obiettore, comprime gravemente la libertà di pensiero e di coscienza tutelata dalla Costituzione, entrando in conflitto con i principi sanciti dalla giurisprudenza consolidata, sia di merito che costituzionale. Inoltre introdurrebbe corsie preferenziali nei concorsi pubblici non basate sul merito, bensì su un criterio puramente ideologico, ossia l'adesione o meno all'obiezione di coscienza. Altro elemento da non trascurare per le associazioni che abbiamo già elencato è che in Sicilia si registra un drammatico calo delle nascite. Nel solo 2024 si è verificata una diminuzione del 5,3% rispetto all'anno precedente. A questo dato si assomma l'elevato tasso di immigrazione giovanile che contribuisce all'invecchiamento della popolazione. In questo contesto sarebbe auspicabile, affermano le associazioni sopradette, che le istituzioni regionali destinassero risorse economiche e sforzi programmatici per promuovere la natalità, rimuovendo, come peraltro previsto dalla legge 194/78, gli ostacoli economici e sociali che rappresentano ancora oggi la principale causa dell'interruzione volontaria di gravidanza. Invece di pensare alla creazione di spazi dedicati esclusivamente all'aborto, è prioritario, continuano le associazioni, potenziare i consultori familiari che in Sicilia soffrono di gravi carenze strutturali e di personale, favorendo l'integrazione nelle case delle comunità di prossima istituzione. Si punti a istituire anche negli ospedali sportelli informativi di ascolto affinché ogni donna sia resa consapevole dei numerosi strumenti legislativi che oggi permettono di portare a termine la gravidanza anche in anonimato qualora lo si desideri. Per tutte queste ragioni e preannunciando ogni azione utile e necessaria a contrastare l'approvazione di una norma che riteniamo ingiusta e incostituzionale, chiediamo, concludono le associazioni, con forza che il legislatore regionale faccia un passo indietro e scelga di impegnarsi concretamente per promuovere e sostenere la natalità invece di ostacolarla.